Si è dimesso il commissario ad acta nominato dalla Regione in sostituzione del CDA del Latitrico di Agrigento per la mancata approvazione del piano d'ambito. Lo ha annunciato il sindaco di Montevago e deputata regionale dell'UDC Margherita La Roccaruvolo al termine dell'assemblea dei sindaci. Il commissario si è dimesso, ha detto il sindaco di Montevago, e adesso vedremo cosa deciderà l'assessorato all'energia per quanto riguarda il percorso che l'ATI sta facendo. Si è convenuto di accelerare l'iter per l'approvazione dello statuto del nuovo gestore, che sarà una società pubblica consortile. Questo statuto deve pervenire il prima possibile per poi dare mandato a un notaio per andare a costituire la società. Poi, ha spiegato Margherita La Rocca, c'è la questione legata alla tariffa idrica che deve essere adeguata con le norme e anche su questo accelereremo per poter arrivare al risultato. Il terzo punto è quello relativo ai comuni che hanno chiesto di poter gestire direttamente in house il servizio idrico integrato. Questi comuni hanno già avuto 6 mesi di tempo per attivare le procedure per il riconoscimento, conclude il sindaco, e attendono di ottenere l'autorizzazione. Ai comuni della provincia è stata inviata la bozza dello statuto della futura società consortile speciale ed è stata indicata una non vincolante data per l'approvazione, il 31 marzo. Sarà però decisamente difficile che tale bozza possa venire messa a fuoco dai consigli comunali entro tale termine. C'è da risolvere, fra le altre cose, la questione della gestione in house dei 16 comuni non consegnatari sui 43.